Gianluca Peddio oggi in panchina per la Nuorese, una vittoria sofferta ma alla fine insomma siete riusciti a portare a casa questi 3 punti importanti. L'importante era vincere, ci siamo riusciti. Sicuramente abbiamo sofferto più del dovuto, diciamo, perché il Flaminio è una squadra ben attrezzata, anche se è arrivata con molte assenze, però ci hanno messo in difficoltà. Probabilmente siamo chiusi un po' troppo nel finale, dovevamo cercare di rimanere un po' più alti, cercare di partire in contropiede, ma siamo stati un po', abbiamo commesso qualche errore di troppo, ecco. Comunque è una partita, l'importante oggi era vincere, ecco. Mercoledì siete a Genzano, un importante impegno di Coppa Italia, l'obiettivo qual è? Vincere? Sicuramente noi giochiamo sempre per vincere, questo è il nostro obiettivo, la nostra priorità. Vincere e soprattutto giocando a calcio, perché col mister, soprattutto il mister Mariotti, che è un allenatore molto preparato, il suo modo di giocare è quello di giocare sempre la palla, quindi noi andremo da Genzano per fare la nostra gara, sempre rispettando i nostri criteri di giocare a pallone, sempre. E poi speriamo di portare a casa la qualificazione del prossimo turno, che sarebbe molto importante per noi, perché poi i quarti di finale li faremo in casa con una partita secca. Ci prendiamo i 3 punti, sappiamo di aver fatto dal punto di vista magari anche di qualità del gioco, ci siamo espressi meglio altre volte, però soprattutto in Serie D non sempre puoi giocare con il fioretto. Oggi era un po' più una gara scorbutica. Infatti è stata decisa da un calcio piazzato, sugli sviluppi di un calcio piazzato, come molte altre partite del genere, quindi ci prendiamo i 3 punti, ripeto, siamo contenti di questo, sapevamo che non era una parità facile, così è stato.